Calcio, risolta la gran fideiussione, il Catania gioca nel pomeriggio a Parma per i 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. Sergio Colosi. Finalmente spazio al calcio giocato, risolta la grana fideiussione con garanzie economiche, il Catania può pensare alla sfida di oggi con inizio alle ore 18 allo stadio Tardini contro il Parma, valida per i 32esimi di finale della Coppa Italia Maggiore. Longo potrà inserire indistinte nuovi acquisti, Allegretto e Bruzzaniti, a parte qualche variazione darà spazio a coloro che si sono guadagnati la vetrina di Parma, superando ai rigori il Vicenza. Noi proveremo le nostre idee di cercare di avvicinare la forza che è sicuramente doppia della nostra, ma quando si fanno le partite nulla è precluso, quindi bisogna anche avere quel minimo di follia, di provare, di andare in campo e fare una bella figura. Noi dobbiamo cercare di essere bravi, mantenere il risultato in bilico più a lungo possibile, cercando di essere la migliore versione dell'umiltà possibile. Chi passa il turno affronterà la vincente di Cremonese Sampdoria, sino ai quarti di finale niente tempi supplementari e in caso di parità dopo i 90 minuti direttamente rigori. La partita sarà trasmessa in chiaro dal canale 20 di Mediaset. Arbitra Crezzini della sezione di Siena. Sul mercato i nomi caldi sono Di Gennaro, Jimenez e Dini in uscita, Vitale, Rocchetti e Patierno in entrata. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, appuntamento per altre notizie alle 20, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.